Un nuovo, ennesimo esodo verso le nostre coste. Sono oltre 3.500 i migranti sbarcati in meno di 48 ore nell'isola sotto le festività pasquali. Sono una parte delle 8.500 persone tratte in salvo in circa 3 giorni nel canale di Sicilia, mentre la nave Phoenix, che domenica ha preso a bordo quasi 500 migranti da una serie di gommoni in difficoltà, ha recuperato anche 7 cadaveri, tra cui quello di un bambino di 8 anni. In tutto 13 morti recuperati e l'emergenza ha toccato anche il territorio agrigentino. Sbarchi a Porto Empedocle. Nella cittadina di Vigata sono approdati a bordo della nave Chimera in tutto 447 migranti, 352 uomini, 13 minori e 83 donne, ma complessivamente le persone soccorse su 3 barconi sono state 451. 4 però sono state trasbordate su Lampedusa. I migranti, in prevalenza provenienti dall'Africa subsahariana, sono risultati nel complesso in discrete condizioni di salute. I militari della Guardia Costiera hanno fornito assistenza al dispositivo delle forze di polizia, degli operatori sociosanitari, della Croce Rossa, coordinato dall'Autorità di Polizia di Stato, i cui migranti, dopo il nulla osta allo sbarco da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima, sono stati presi in consegna dal personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento per gli adempimenti di rito, per l'identificazione e il successivo trasferimento presso idonee strutture. E da Porto Empedocle a Lampedusa, da sempre prima porta d'Europa, dove all'hotspot ci sono oltre 1.000 migranti a fronte di una capienza prevista di 400 persone.